oggi è tutta un'altra storia. Basta chiacchiere, sta per iniziare la caccia al secondo posto. Alla telecamera Roberto Bauce, alla regia Marco Zen con assistente Remidio Zanuso. Le formazioni partendo dagli ospiti: Matera con il portiere Giorgia Meneghello col 24, Rebecca Taccardi col 27, Berta Tarrida col 4, Francesca Maniero col 7, Luisa Lamacchia col 20, Larissa Lamacchia col 20, Luisa Lamacchia col 46, Capitan Pamela Lapolla con il 6, Valdagno risponde con i due portieri col 65, Zarantanello Sara, il 51 è Bonato Nicole, il 77 Capitano Orsato Anna, il 2 è Rossetto Ludovica, il 76 Ghirardello Matilde, il 9 è Messora Teresa, il 36 Ferronato Giorgia, il 5 Lorenzato Elisabetta, il 4 Lodesani Alba, il 7 è Cestonaro Chiara, l'allenatore è Eddie Randon, mentre per Matera l'allenatore è Pamela Lapolla. Queste sono le formazioni. Luca, c'è la premessa di una super partita, no? Una super partita. Come arbitro di questa serata c'è il signor Alfonso Rago e sì, come hai detto te, adesso questa sarà una bella partita interessante in anticipo del 5 giugno, insomma. Allora, le formazioni sul centro di metà pista, i saluti e poi si prenderà l'inizio della partita. Valdagno e Matera che oggi si giocano il secondo posto, se vogliamo per così dirla un po' inutile per quello che è la semifinale, ma ormai è già decisa con il Tarissino è arrivato primo in regular season con 25 punti, che andrà a affrontare la Pumas Viareggio di Mirko Bertolucci. Tra l'altro Matera e Pumas ieri hanno centrato entrambe la promozione in A1 e allora complimenti alle due formazioni allenate da Valerio Antezza e Mirko Bertolucci. Mentre oggi si decide il secondo posto che se vogliamo è inutile perché sia Valdagno che Matera sanno già quale sarà la loro finalista, ovvero per Matera Valdagno, per Valdagno Matera. È una partita che vale più soprattutto sul concetto di mentalità per entrare meglio nella Final Four. Saranno 2 giorni di hockey dove non vince la più forte ma vince quella che sta meglio. Allora si caricano le due formazioni, si preparano i starting 5. Matera risponde con in porta Meneghello Giorgia, il 6 Pamela Lapolla, il 46 Luisa Lamacchia, il 4 Berta Tarrida, il 27 è Taccardi Rebecca. Valdagno risponde con in porta con l'esperienza di Sara Zarantonello, poi è Capitan Orsato, Messora Teresa, Ghirardello e Rossetto. Sono questi i due starting 5 sotto gli ordini di Alfonso Rago. Allora, date le ultime indicazioni dai due allenatori, ci si può preparare con Luisa Lamacchia sul punto di battuta, posizionato in un strano triangolo. Matera, vediamo quale sarà la partenza. Pollicione alzato di Rago, si comincia, pallina per Berta Tarrida, giù per Taccardi, poi dentro a cercare la macchia, la chiusura di Orsato, ancora la Polla, può andare la spagnola, si accentra, poi trova Taccardi la deviazione volante a cercare il primo palo, fa buona guarda Zarantonello e allora Messora può far ripartire Valdagno con Orsato la sterzata, poi sopra la metà pista Ghirardello a stoppare pallina, spazio per il tiro, la chiusura di Berta Tarrida, per lei un'esperienza sublime, campione del mondo e vincitrice anche della Champions League femminile, mentre la girata di Rossetto esce dal dietro porta, la girata non riesce a dare forza alla propria conclusione con Tarrida per la macchia, la sterzata della 46, la pressione di Valdagno con Rossetto a recuperare palla, poi è Orsato, spazio per lei, non trova il dribbling, ritrova la pallina, la pressione, riesce ad uscire Valdagno con il blocco, poi è Rossetto, prova a incrociare il passo, usa il fisico contro Taccardi e ancora Orsato, può andare il 77, spazio per la conclusione, non trova lo specchio della porta con la girata di Messora per Ghirardello, poi è ancora Orsato e allora è Rossetto
sul centro di metà pista, dall'altra parte per Ghirardello, 10 secondi al termine della prima azione offensiva, deve tirare Valdagno, lo fa ora, la polla a murare, allora può ripartire la giocatrice col numero 6, giro dietro porta, la pressione di Valdagno altissima qui, Orsato, poi è Taccardi a recuperare palla, aspetta il posizionamento dei compagni dietro porta per Pamela La Polla, il blocco, esce Luisa La Macchia, non c'è spazio, poi Rossetto a sporcargli la conclusione, ancora la giocatrice numero 6 costretta a trovare un'accompagnata senza la porta, però con Valdagno che recupera palla, e allora è subito contropiede Messora, la Veronica poi non riesce a passare sulla Polla, parte Tarrida dentro La Macchia, non trova la porta, prima grande occasione, gol per Luisa La Macchia, imprecisa, apre troppo la conclusione, non trova la porta di Rossetto, Valdagno può recuperare palla, allora riparte con Ghirardello, la chiusura di Berta Tarrida e ancora Taccardi a fare ripartire l'azione offensiva con La Polla per Tarrida, aspetta il blocco, chiama il blocco la giocatrice numero 4, poi può liberare il rovescio, la deviazione di Anna Orsato, non trova poi il passaggio per Rossetto, ancora La Macchia, numero di stecca della 46, serve Capitan La Polla, poi ancora Berta Tarrida, chiama l'uscita dei compagni, trovata ora La Macchia, non riesce a stoppare la pallina, e allora Teresa Messora a far ripartire Valdagno, un po' di spazio per la giocatrice numero 9, se la prende tutto, poi spazio per il rovescio, fuori dalla porta, difesa da Giorgia Meneghello, il raddoppio di Valdagno irregolare secondo Alfonso Rago, e allora Valdagno a commettere il primo fallo di squadra. Tocca la Polla per Tarrida, ancora il capitano, poi la pressione di Ghirardello a recuperare palla, Rossetto può andare lungo la fascia destra, gira, poi non riesce a trovare il passaggio, fa buona guardia Meneghello, e Tarrida la lascia lì per la Polla, poi è ancora la spagnola in possesso di palla giù per la 46, ancora è Tarrida, si accentra, poi la lascia per Capitan La Polla, la chiusura di Valdagno è un 2 contro 2 con Orsato, un po' di spazio, lo prova, bassa, poi non riesce a trovare il tappin vincente Messora, allora riparte dall'altra parte La Polla, gli sfugge il controllo della pallina, qui rivediamo il 2 contro 2, la conclusione della 77, poi Messora non trova la pallina sulla ribattuta, Valdagno che si fa pericoloso ancora una volta nei contropiedi, e allora è proprio Teresa Messora, spazio per il piatto, prova a incrociare una super Giorgia Meneghello a dir di no, poi è Tarrida che non trova il filtrante, Valdagno ora deve riposare un po', deve saper gestire le proprie energie per 50 minuti con Tarrida, poi la Veronica la lascia per Luisa La Macchia, accompagnata Messora a intercettare, poi ancora Capitan La Polla e Berta Tarrida, poi aspetta un po' la giocatrice numero 4, la lascia per Pamela La Polla, poi dentro non c'è la deviazione con il pattino quasi a una lontananza calcistica Messora, poi ancora La Polla, poi Orsato riesce a recuperare palla, è un 2 contro 1, pallina un po' troppo lunga, non c'è arrivata Ghirardello, poi triplicata sulla balaustra, pallina sarà per Valdagno quando mancano 19:45 al termine del primo tempo, azioni da una parte e dall'altra, partita che non è assolutamente noiosa, d'altronde ci si aspettava proprio questo. Allora gioca Valdagno con Messora, la pressione di Berta Tarrida, poi la lascia lì per Orsato, no, fa partire il rovescio, ci mette il bastone La Polla, che poi può passare dietro la propria porta, un po' di spazio per lo scarico per Taccardi, ancora la 27, la lascia per La Polla, un po' di spazio per lei, gancio contro gancio, poi si allarga un po' troppo per la buon intervento difensivo, poi non riesce a trovare il steccapattino, ancora Berta Tarrida lungo la balaustra nella zona destra, poi il taglio di
Taccardi, non arriva il passaggio, Rossetto a lottare contro la spagnola, alla meglio il numero 4, poi la Polla riesce ad alzare la pallina, deve andare a tirare 6 secondi, accompagnata, l'allontana con una volée tennistica Teresa Messora, poi a Ghirardello, va sul rovescio, non riesce a concludere, recupera Pamela, la Polla può ripartire con Tarrida, cercare il filtrante in mezzo, recupera Ghirardello, è un 3 contro 2, Orsato, spazio Orsato, la deviazione dell'ex Voltrega, Berta Tarrida a dir di no al tentativo di rovescio di Capitano Orsato, e allora è ingaggia 2 per Alfonso Rago con Pamela La Polla. Poi è Luisa La Macchia in verticale per la giocatrice numero 7 Francesca Maniero, appena entrata poi è Messora Teresa a ripartire per Valdagno, mentre è entrata anche Lorenzato per Valdagno con Orsato, poi Lorenzato, la serie di blocchi per Valdagno, ancora la giocatrice numero 5 incrocia il passo sul centro di metà pista, la sterzata, poi si va da Teresa Messora e ancora Matilde Ghirardello, gancio, poi è passata Ghirardello, la lascia lì per Lorenzato, un po' di spazio, torna da Messora, deve tirare Valdagno, 9 secondi al termine, Ghirardello rovescio a cercare una deviazione, c'è la deviazione di Pamela La Polla, allora può ripartire ancora una volta Matera, la sterzata del capitano, poi la lascia lì a Tarrido, un po' di spazio, prova il piatto, fa buona guardia Zarantonello, poi Lorenzato prova a ripartire, bella la giocata di Lorenzato, Orsato, spazio, Giorgia Meneghello abbassa il guantone, dice di no, e allora è Berta Tarrida, poi aspetta Francesca Maniero, ancora la giocatrice numero 7 accompagnata dentro, non c'è la deviazione di nessuna giocatrice, e allora è Pamela La Polla in possesso di palla per Francesca Maniero, un po' di spazio per lei, poi è Luisa La Macchia a fare da pivot offensivo, ancora La Polla, Berta Tarrida, La Polla ora posizionata a rombo con il tentativo di filtrante di Maniero che non passa, la sterzata, poi fa buona guardia sul tentativo di uscita da dietro porta di La Polla, mentre il cambio entra Chiara Cestonaro con Ghirardello che prova a passare, duplicata, quasi triplicata la meglio Luisa La Macchia, riparte, è un 2 contro 3, ora un 2 contro 2, va Tarrida, giro dietro porta dell'ex Voltrega, poi ancora Francesca Maniero, aspetta i tagli dei compagni, si va da Pamela La Polla, è Luisa La Macchia, ancora Capitan La Polla, i tagli con Tarrida che poi va da Francesca Maniero, spazio per la spagnola, poi passa in mezzo a due, agganciata da dietro per signor Alfonso Rago, e fallo. Qui rivediamo, ha fatto una gran giocata, no Luca? Sì, gran giocata della Pamela La Polla, e al momento Leonardo io sto vedendo due squadre che si affrontano completamente in modo diverso. Vedo un Matera che prova più l'affondo o dare una pallina centrale per fare qualche volée, mentre un Valdagno si affida di più ai tiri da fuori, insomma. Sì, credo Luca hai fatto un'analizzazione di questi primi quasi ormai 10 minuti perfetta, perché è così con Valdagno che magari c'è un po' più il pallino del gioco, Matera si affida a queste palle dentro come questa, mentre c'è l'abbraccio di Cestonaro, il rigore fischiato da Rago, rivediamo qui, avevi detto te prima Luca, le palline dentro l'abbraccio di Cestonaro è rigore, e allora può sbloccarsi l'incontro. Sul dischetto ci va Pamela La Polla, il capitano, per lei in stagione dai rigori va con in campionato un 0-1, mentre in Coppa Italia non li ha tirati, in Supercoppa femminile è andata sul dischetto col 50%, nella finale persa
da Matera sul trissino. Allora è tutto pronto, si aspetta solamente il fischio di Rago, arriva in questo momento, poi Zarantonello che col guantone riesce a dir di no alla conclusione. Rivediamo qui il rigore, a incrociare alto, ci mette la manona, poi pallina che stava anche carambolando dentro, è brava Zarantonello ad allontanarla, e allora è il filtrante di Lorenzato, non arriva il passaggio di Ghirardello, può ripartire la Polla, un po' di spazio per lei, si accentra la Polla rasoiata, prende il palo esterno, qui pericolosissima la giocatrice numero 6, e allora è un 3 contro 2 con Orsato, spazio la lascia lì per Ghirardello, la Polla con l'esperienza, poi è Lorenzato, spazio per la conclusione, non c'è nessuno a trovare la deviazione, Orsato poi cerca Cestonaro sul secondo palo, è Tarrida, ora un po' di spazio per lei, il numero della spagnola, poi è Maniero dall'altra parte per la Polla, gancio va sul rovescio, la lascia lì a Tarrida, spazio, prova la conclusione, la deviazione di La Macchia, pallina fuori dalla porta difesa da Sara Zarantonello, poi c'è il taglio, fa buona guardia Ghirardello, mentre Eddie Randone chiama il primo time out a disposizione, vuole mettere un po' di ordine da parte delle sue giocatrici mentre prepara anche un doppio cambio. Ora è Lorenzato in possesso di sfera, la lascia per Orsato, ancora Cestonaro, va la giocatrice numero 7, la pressione è alta, ora Valdagno molto probabilmente prenderà l'infrazione dei 5 secondi, è così, allora suona la sirena del time out, 13:53 al termine, time out Valdagno. Allora Luca, ti chiedo cos'è che dice, secondo te cos'è che potrebbe dire Eddie da una parte e la Polla un po' da tutto fare dall'altra? Diciamo che la Polla dalla sua parte del Matera potrebbe volere avere un po' più di precisione sotto porta, perché qualche pallina in più del Valdagno, qualche occasione in più ce l'ha avuta il Matera in questa prima frangente di partita. Mentre il nostro Eddie diciamo che dirà le nostre un po' più di precisione invece solo anche sui passaggi, perché qualche volée fino alla porta avversaria è mancata solo per qualche imprecisione, qualche metro in più, insomma, in un passaggio che poteva andare a buon fine, insomma. Allora sono i dettagli da sistemare, dettagli che però poi fanno la differenza. Allora suona ora la seconda sirena, formazioni che rientrano in campo, Valdagno in pista ora con Lorenzato, Rossetto, Orsato, Cestonaro, risponde Matera con Tarrida, Maniero, Taccardi e la Polla. In porta c'è Meneghello per Matera, sempre Zarantonello per Valdagno, con la sassata di Tarrida, la deviazione di una stecca valdagnese, allontana pallina Rossetto sull'angolo, riesce a girarsi, poi va ancora la giocatrice numero 2, il taglio dentro, pallina dentro, ci mette la stecca Meneghello, a dir di no poi a Cestonaro, a recuperare ancora palla, a lottare la numero 7, poi è Taccardi, la bastonata di Orsato ravvisata da Rago come il terzo fallo di squadra per Valdagno. Allora Taccardi a chiamare la distanza, la lascia lì per Tarrida, poi ritorna sui suoi passi, la scarica su Taccardi, scivola un po' la giocatrice numero 27, pallina per Valdagno. Ora Rossato e Lorenzato sul punto di battuta, poi punizione battuta in modo irregolare da parte di Valdagno con la Polla, pallina dentro, Taccardi non trova la volée vincente, ancora Maniero per Tarrida, accompagnata la deviazione, pallina fuori, ancora Maniero, il blocco di La Polla, va la numero 7, la lascia lì il capitano e poi gancio violino, pallina sotto la traversa, 1-0 Matera, il gol è di Capitan La Polla che dunque sbaglia il rigore, ma il primo cost to cost contro il portiere riesce a far gol. Qui la gran palla di Maniero, poi gancio, spallina traversa, palo gol.
Gran bel gol della Pamela Lappolla, in questo caso la Sara Rossato non poteva nulla con questo, come hai detto te, come l'hai chiamato, questo tiro a Violino perché passa tra casco e guantone, ricorda un po' il violino. Allora si riprende a giocare con Rossato, prova a passare, poi è triplicata, può a lamentarsi con Rago, mentre arriva l'urlo di Randon di pensare solamente al gioco con la Polla, poi pallina dentro, allontana Zarantonello, può ripartire Rossato con il contropiede, pallina dentro, non trova la deviazione, riparte la Polla, la sterzata di Pamela La Polla, Berta Tarrida, può andare il numero 4, poi pallina dentro, non arriva, allora riparte Valdagno, 3 contro 2, poi un po' di Pagar, aveva cercato la conclusione Ferronato Giorgia, fa buona guardia a Meneghello mentre chiama time out la Polla, ha bisogno di far rifiatare un po' le proprie giocatrici con Tarrida per Taccardi, ancora Tarrida, poi è Maniero, spazio per la giocatrice numero 7, aspetta il movimento dei compagni, serve Taccardi, poi Tarrida si gira, Tarrida passa, gran giocata, poi Zarantonello fondamentale a metterci il guantone, ha fatto l'ennesima gran giocata la giocatrice spagnola, poi a servire dentro, non riesce a stoppare, riparte Valdagno, è un 2 contro 2, Rasoiata non trova lo specchio della porta, aveva cercato la conclusione bassa Lorenzato senza però trovare la porta, ancora la giocatrice numero 5, il blocco poi si accentra, scarica per Rossato, spazio per lei, va Rossetto scusate, riesce a passare, poi ancora Ludovica Rossetto sull'angolo, prova a girarsi, raddoppiata, poi non c'è niente per l'arbitro e allora è un 4 contro 3 con la Polla dentro Taccardi, Zarantonello, poi pallina che passa sopra la porta, non è palla altra per Rago, allora qui c'è il secondo fallo e il time out chiamato da Matera a 10:33, al termine siamo 1-0, per il momento la decide la rete di Capitan La Polla. Mentre qui rivediamo il gol, la gran palla di Maniero, poi palla sotto la traversa, imparabile per Sara Zarantonello. Mentre ieri si sono giocate le semifinali playoff gara 2 tra Lodi e Bassano, vince Lodi al Pala Castellotti portando almeno momentaneamente la serie a gara 4, si andrà per forza a gara 4, poi playout salvezza, la FP Giovinazzo vince sul Breganze e allora è matematicamente retrocesso la formazione vicentina nei playoff promozione. Il Pumas e il Matera hanno centrato la promozione in A1, playout salvezza Valdagno Montebello, una partita folle, l'ha vinta la formazione di Montebello. Valdagno Matera femminile 1-0, la decide Pamela La Polla, suonano ora le sirene e si può riprendere a giocare con Orsato per Rossetto, poi la sponda gioca cattiva amica, ora La Polla non riesce a servire Tarrida, ci arriva ora sulla pallina, poi è Taccardi, ancora Tarrida, il sottogamba di Tarrida, poi La Polla spazio, finta il piatto, poi l'accompagnata dentro a cercare una deviazione, Lorenzato sulla sponda, riesce a passare, Lorenzato prova ad alzarla, non gli riesce la piccadigna e allora è Tarrida a lottare, schiaccia sulla sponda Lorenzato, allora pallina per Valdagno, La Polla per Tarrida a fare le due giocatrici, a fare un po' da playmaker in queste azioni per Matera, con la conclusione pallina alta di Pamela La Polla e allora punizione per Valdagno. Messora per Rossetto ed è Ferronato che non riesce ad agganciare la sfera, Tarrida a incrociare il passo dietro porta, poi aspetta, chiama calma
vuole gestire con il taglio di La Polla, spazio per lei, poi è rasoiata, non trova la macchia, il palo di La Polla, aveva trovato la volée vincente sull'assist di Luisa La Macchia. La cattiva sorte a dir di no, poi è Messora, qui fallo di squadra da limite dell'area di rigore, aveva cercato le girate Teresa Messora, trovando il fallo di squadra, chiama la distanza, vedremo se andrà a concludere Rossetto. Poi la sterzata, ancora Lorenzato aspetta il blocco di Ferronato, poi fallo di squadra dato in movimento, diventano 4 per Matera. Rossetto, spazio, prova, rasoterra, impensierisce ma non a sufficienza Meneghello, con Rossetto a recuperare palla dietro porta, incrocia il passo, velocissima la giocatrice numero 2, spazio per lei, va sul rovescio, poi mezza bracciata, non c'è niente, batte veloce, recupera palla dentro Messora, è fondamentale Taccardi a dir di no, mentre Valdagno commette il quarto fallo. Allora ancora a perdere palla, poi un po' troppo egoista Ferronato, c'era 2 giocatrici valdagnesi in mezzo all'area, ha preferito tirare ora Matera che sembra un po' col fiato corto. Rossetto per Ghirardello, si accentra, carica al rovescio, lo prova, non l'ha vista Meneghello, è fuori la conclusione. Poi passaggio per Tarrida, Valdagno un po' sbilanciato, Matera attacca sul fronte sinistro, il taglio, gran palla questa di Berta Tarrida per Luisa La Macchia, non ci arriva alla 46, dietro porta per Taccardi, poi tenta il tunnel su Zarantonello, fa buona guardia, non trova la Piccadigna, La Macchia riparte, Valdagno, c'è Ferronato sotto gamba, poi pallina dentro, no, è palla alta, vediamo se abbiamo il replay, sì ce l'abbiamo, grazie Marco, vediamo qui, sì, è alta la stecca di Messora. Valdagno che il gol lo avrebbe trovato, ma è giusto il fischio di Alfonso Rago. Allora Valdagno però deve continuare a spingere come sta facendo in questi momenti, con Matera che sembra quasi un po' in affanno, però occhio alle qualità delle giocatrici materane, con Luisa La Macchia in possesso palla, la lascia, no, finta il passaggio, poi è Tarrida, spazio, deviazione proprio di La Macchia, ancora Berta Tarrida sul centro di metà pista, spazio, doppia deviazione, pallina che va solamente sul cartellone di Elettrocasa, con Tarrida, il taglio di La Polla, fa buona guardia, è un 2 contro 1 per Valdagno, Messora dentro, passaggio impreciso per Rossetto, Valdagno sbaglia la gestione del contropiede e va a commettere il 6º fallo. Si alza Meneghello per far battere la punizione, la lascia lì, poi è La Polla, Tarrida riesce a recuperare sfera Rossetto, Messora, poi il passaggio troppo frettoloso, la pallina arriva su Taccardi, 6:30 al termine, 3 contro 2 Matera, dall'altra parte Ghirardello, vediamo, riparte il contropiede con Ghirardello, poi Meneghello, mostruosa, alza la spallina, dice di no, fa un miracolo la portiere di Matera, mantenendo il risultato sempre sull'1-0. Poi occhio perché ora è Luisa La Macchia in testa a testa, La Macchia fuori, Zarantonello col guantone, fallo commesso da Luisa La Macchia, time out chiamato. Qui abbiamo 2 minuti di fuoco totale, vediamo qui, questo è il contropiede, riesce a passare sulla Macchia, poi con un colpo di reni Meneghello, il testa a testa, il gancio contro gancio, Zarantonello ci mette il guantone, mantiene il risultato sullo 0-1 per Matera.
partita fumeggiante, sì, si sta accendendo ora, no Luca? Sì, esatto Leonardo, la partita si è un po' accesa, il Valdagno ha rischiato di portarsi sul pari più volte, ma ancora un po' impreciso come abbiamo detto prima, quindi al momento siamo ancora sull'1-0 per il Matera. Allora suonano ora le sirene, 6:02 da giocare, mentre c'è da pulire, da asciugare la pista. Asciugata la pista e allora sarà punizione per Valdagno con Rossetto e Ghirardello sul punto di battuta. Al colloquio con Rago è Rossetto e allora Valdagno che può riprendere la manovra con Ghirardello, spazio per lei mentre serve Orsato, la sterzata, Orsato passa, qui le doppie steccate, fallo di squadra commesso da Matera. Un po' di battibecchi tra le giocatrici, poi abbracci di amicizia. Punizione per Valdagno con la sassata bassa di Ghirardello, fa buona guardia la Polla con i pattini, allora riparte Taccardi, Tarrida in possesso di palla, poi a cercare Maniero, la sterzata Maniero, poi scarico sul proprio capitano, va la Polla, ancora Tarrida, poi è la Polla, finta al rovescio, poi riesce a recuperare sfera Valdagno, un po' di pressione timida di Matera, allora Valdagno con Ghirardello per Rossetto, può andare Ludovica Rossetti in mezzo a due, non riesce a passare, si allunga troppo la pallina, poi la Polla a Tarrida, pallina a due. Fischia ora Rago, alla meglio la Polla sull'ingaggio, poi a lottare Rossetto, recupera palla, pallina così e così per Ghirardello, riesce a stoppare l'ex Breganze, può andare ora Ghirardello, lo spunto in velocità, poi non riesce a passare in mezzo a due giocatrici di Matera, la sterzata Messora, conclusione, poi rimane lì, allora è 3 contro 2 con Tarrida, ritorna velocissima Ghirardello, ancora la Polla, poi non trova l'accompagnata, la Polla, gran palla questa per Tarrida, non riesce ad agganciare, poi Messora non trova a sua volta l'aggancio, pallina per Tarrida, ancora Maniero, può andare Francesca Maniero dietro porta, la fallo di squadra commesso da Larissa Lamacchia col numero 20. Ora è Ghirardello, poi non riesce a trovare l'alza schiaccia per passare la Polla, poi ora la Polla, il passaggio per Maniero, non si chiude il do e vai con Maniero per Tarrida, finta la conclusione, poi è la macchia per la Polla e a sua volta si va da Tarrida, ancora Capitan la Polla, il blocco, accompagnata dentro la deviazione, fa la barba al palo. Sono pericolosissime queste palline messe dentro da Capitan la Polla, ora è Rossato, non riesce a passare con la Polla, spazio per la conclusione, non riesce, poi pallina alta, no, sul tentativo di stop gli si impenna la pallina a Rossetto. Spazio per la Polla, prova subito la conclusione, non trova la porta a lottare Messora e la macchia, poi un po' di bagarra, riesce a passare a un 2 contro 1, Orsato dentro,
Teresa Messora doveva il contropiede alla perfezione. Questa volta il gol è valido di Teresa Messora, allora a 3-0-3, Valdagno 1, Matera 1, ha pareggiato la giocatrice nata e cresciuta nel Modena. Ok, in forza al Valdagno, rivediamo qui, bravissima Caparbi a recuperare palla, poi Orsato a metterla dentro, non ci arriva la Polla, è 1-1 Valdagno, il gol di Teresa Messora. Con ora subito la Polla, poi palla alta, ha fatto partire un missile terra-aria, è alta per Rago. Questo per Messora è il nono gol nel campionato femminile, mentre recupera palla poi non riesce Larissa La Macchia a servire Tarrida. Ancora La Macchia in possesso di palla, si va dall'ex Voltrega, poi Maniero, ancora la Polla, Berta Tarrida scarica su Maniero, chiama il taglio la giocatrice numero 6, non avviene, allora è pallina per La Macchia, la pressione di Rossetto, poi è Rossetto dentro, Meneghello mostruosa in allungo, il portiere col 24 ha fatto un miracolo. Rivediamo qui, ha recuperato palla, poi dentro il miracolo col casco, e allora è ancora Valdagno a recuperare palla con Ghirardello. Dietro porta, incrocia il passo, va velocissima Ghirardello, chiusa in balaustra, poi è la Polla a recuperare palla 2 contro 2 per Matera con Tarrida che poi prova il rovescio subito senza trovare la porta. Ancora la Polla, la lascia lì alla giocatrice spagnola, la Polla se la scambiano le due, poi la Polla prova a girarsi, pallina dentro, non c'è nessuno in mezzo all'area, allora Valdagno può ripartire con Rossetto, 1:30 al termine, pallina dentro, a cercare la deviazione al volo, non avviene, allora è Tarrida testa a testa contro Ghirardello, Tarrida prova a passare, Tarrida aveva fatto sparire la palla con una magia Tarrida, e allora è Orsato per Rossetto, è Luisa La Macchia a dir di no, poi Pamela La Polla la lascia lì per Tarrida, ancora la Polla, poi La Macchia prova a girarsi, la chiusura di Orsato con Ghirardello in possesso di sfera, un minuto, poi non riesce a passare, il fallo di Pamela La Polla, è il nono, e allora è l'ottavo, scusate, l'ottavo fallo di squadra commesso da Matera, 50 secondi al termine. Rossetto, pallina per Orsato, la chiude la Polla, poi Ghirardello a recuperare sfera, si va da Messora, Valdagno che potrà tenere pallina fino alla fine di questo primo tempo con Rossetto, poi riesce a passare, non c'è fallo per Alfonso Rago, con Ghirardello dietro porta, prova a passare, riesce a passare sulla Macchia, ancora Ghirardello, perde pallina, va la Polla, il blocco, la Polla, poi fallo commesso a 11 secondi e 5 decimi. Gioca subito, spazio per la Polla, dentro la chiusura, può ripartire Valdagno con Ghirardello, Berta Tarrida con il pattino, e allora termina così questo primo tempo tra Valdagno e Matera, è 1-1, le reti per Matera, il gol di Capitan Pamela La Polla, eccolo qui sull'assist di Maniero, per Valdagno ha segnato Teresa Messora, a entrambe le giocatrici gli è stato annullato un gol per palla alta, e allora ci vediamo tra 8 minuti.
E allora si può ricominciare questo secondo tempo sul risultato di 1-1. Le reti di La Polla per Matera e Messora per Valdagno portano sull'1-1. E allora ricomincia il secondo tempo con Ghirardello subito sul lato sinistro, riesce a passare su Berta Tarrida, poi raddoppiata la 76, prova a lottare, ingaggia 2 per Alfonso Rago. Ghirardello e La Polla sull'incrocio, alla meglio il capitano di Matera, poi non riesce la girata Messora, fallo di squadra in movimento con la macchia, pallina dentro, non trova la deviazione, può ripartire Valdagno, un 3 contro 2, Orsato lungo il lato destro, poi è La Polla con l'esperienza a chiuderli le linee di passaggio, Tarrida a recuperare palla e a rimpostare l'azione per Matera, chiama il taglio, poi serve Taccardi ancora, Tarrida, Capitan La Polla dietro porta, la pressione di Orsato, chiama il blocco, poi si rifugia da Tarrida, spazio per la conclusione, deviazione fuori misura di La Polla, poi pallina per Valdagno, pallina per Valdagno, aveva sbagliato a indicare Rago, poi si corregge l'arbitro dell'incontro e allora è Ghirardello a trovare la conclusione, non trova la porta per le deviazioni, poi pallina che in qualche modo passa, poi ripartono velocissime Tarrida e La Polla, non si capiscono le due giocatrici, con Tarrida per la propria capitana, passaggio ancora per la spagnola, il blocco con Tarrida, il taglio per la macchia, spazio per lei, ci mette la stecca Messora, può ripartire Valdagno con Ghirardello, stop così e così, poi è Messora la Veronica, ancora Messora, cercare Orsato, poi è Rossetto, si accentra Rossetto, la lascia lì per Orsato, va sul piatto, poi non riesce a servire la giocatrice numero 2 e allora è La Polla imprecisa, Taccardi con La Polla a recuperare sfera dietro porta, poi la macchia la lascia lì per La Polla, il taglio di La Polla, pallina per Berta Tarrida, la conclusione, la deviazione, ci arriva Zarantonello in allungo a negare la gioia personale a Luisa Lamacchia, ancora Luisa Lamacchia, poi è Valdagno che riesce ad uscire, è un 2 contro 2 con Orsato, mentre è stato dato il nono fallo in movimento a Matera. Allora occhio perché si accende il totem sulla panchina di Matera con Tarrida per La Polla, poi non ci arriva con il doi, taglio Taccardi, Valdagno in pressione, Orsato a recuperare palla, poi non c'è niente per Rago, tutto regolare l'intervento di Tarrida, poi pallina che passa non trovando la stecca di Taccardi e allora è ancora Valdagno che può ripartire con Rossetto per Ghirardello, ancora Ghirardello, spazio per la conclusione, cerca di incrociare basso non trovando la porta Rossetto, poi si dimentica un po' la pallina, La Polla può partire, Rossetto a sporcargliela, Orsato poi a lottare contro due maglie bianche, ancora Orsato, poi non ci arriva Ghirardello e ora è un 3 contro 2 Matera, imprecisa Pamela La Polla, poi è Rebecca Taccardi per La Polla, passa La Polla dentro, Luisa Lamacchia non trova la deviazione sotto porta, dietro porta per Taccardi, Taccardi poi per Luisa Lamacchia, i blocchi, c'è dentro Capitan La Polla, non trova la deviazione sotto porta, a cercare ancora la volée è Pamela La Polla, mentre entra
Lorenzato, esce Orsato, ancora Lorenzato, poi a scaricare per Teresa Messora, Rossetto di prima, Ghirardello, Berta Tarrida, poi Pamela La Polla, può andare La Polla, la macchia dentro la Polla, Rossetto sulla linea a fare da portiere, miracolosa la giocatrice numero 2 a dir di no agli attaccanti di Matera, ancora con Taccardi per Tarrida, poi la deviazione di La Macchia, non riesce a trovare la porta. Messora può andare, ancora Messora, poi tenta il rovescio, non riesce a far partire la conclusione. La Polla 2 contro 1, la Polla dentro, scusate, Rebecca Taccardi non riesce a trovare la deviazione vincente, allora il Rossetto riesce a passare. Qui c'è il giallo per simulazione, su giallo per Ludovica Rossetto, che va a simulare secondo Alfonso Rago. Allora è La Polla per Luisa La Macchia, il taglio di Maniero, Lorenzato a metterci la stecca, poi ancora Luisa La Macchia a recuperare sfera per Matera, può andare Pamela La Polla accompagnata dentro, deviazioni, poi non trova la porta, allora è ancora Luisa La Macchia dietro porta, poi pallina dentro, Messora quasi a rischiare l'autorete, poi Rossato con Zarantonello con la stecca fa ripartire Valdagno con Messora cost to cost, non riesce a passare anche su Maniero, poi è Ferronato, non passa, allora è un 2 contro 1 con La Polla sul primo palo. Zarantonello sarà monumentale parata di posizione a dir di no alla capitana di Matera, con Lorenzato si accentra, spazio per il rovescio, poi Ghirardello, 18:20 al termine del primo tempo, Lorenzato per Ferronato, poi la pressione di La Polla, allontana palla, Messora riesce a portarla di là della linea, poi a lottare, Messora passa, è Tarrida che riesce ad allontanare con tutta l'esperienza e la calma del mondo. Poi dentro Ferronato, il miracolo di Sara Zarantonello in allungo a dir di no. Qui gioca di prima, fa una grande azione e poi è Sara Zarantonello a dir di no a Francesca Maniero. Lorenzato per Ghirardello, poi prova a passare, non riesce su Tarrida, Messora con il fisico a recuperare sfera, poi a mettere tutti d'accordo è Tarrida. Per Luisa La Macchia c'è il taglio dall'altra parte di La Polla, è Ferronato col pattino, la sua deviazione fondamentale, ancora Tarrida, spazio dentro, palo di Luisa La Macchia, non è riuscita a trovare la deviazione. Poi il fallo numero 9, rivediamo qui il palo sulla deviazione di Luisa La Macchia. Allora per entrambe le formazioni a 17 tondi si accende la lucetta rossa sul totem per simboleggiare il nono fallo. Allora è La Polla per
Tarrida, spazio Tarrida, Lorenzato a far risultare la panchina di Valdagno, è un 2 contro 1, Lorenzato, Messora, Lorenzato esterno della rete, da solamente illusione del gol, poi Veronica in mezzo a due di Tarrida come se fosse la cosa più facile del mondo, poi sbaglia il passaggio, allora è Ferronato, in qualche modo riesce a passare, poi è Ghirardello per Messora, passa Messora, non riesce a dar forza alla conclusione, dentro, poi gli arriva in faccia Luisa Lamacchia, colpo che sicuramente non è piacevole, poi ad allontanare pallina è per Matera. Berta Tarrida per la macchia, poi non riesce a trovare Maniero, ancora la 46, poi la Polla riesce a girarsi, la Polla dentro, Valdagno poi allontana con Ghirardello, aveva messo dentro una gran palla la Polla. Usa la macchia in possesso di sfera per Tarrida, trova l'anticipo Lorenzato, in un secondo momento riesce a portar via palla alla ex Voltrega e allora è Orsato per Ferronato, poi non riesce a trovare il do e taglio, riparte Francesca Maniero, può andare la numero 7, spazio accompagnata, non trova l'incrocio dei pali opposto, ancora Orsato per Ghirardello, spazio per il rovescio, pallina al lato, poi è ingaggio a 2, entra anche Rebecca Taccardi, è uscita Berta Tarrida per Matera con Pamela Lapolla in possesso di sfera, poi Orsato, eccolo qui, 10° fallo, prima però c'è il time out chiamato da Matera e allora Valdagno che ha l'opportunità di trovare il primo vantaggio e di completare la rimonta, prima però il time out. Eddie Randon e Pamela Lapolla a parlare alle due formazioni, ora che Matera si è tolta ha tolto la luce rossa dal proprio totem. Bisogna vedere come Valdagno sfrutterà il tiro diretto. Vediamo, è Ghirardello che si incarica della punizione di prima. Per lei sono 13 reti e vanta una percentuale 0 totale dai tiri diretti tra rigori e punizioni di prima, e allora può andare, si aspetta il fischio di Rago, parte ora, gli sfugge la pallina a Ghirardello, non riesce a trovare la conclusione, allora Valdagno cestina un po' male la punizione di prima, poi dentro la pallina a cercare Lorenzato, eccolo qua, fallo da una parte, fallo da quell'altra, 10° fallo e ora, tanto rivediamo sì qui la punizione, gli sfugge la pallina. Allora è Berta Tarrida che si incarica di andare a battere la punizione, è il primo tiro diretto che tira in stagione, e allora vediamo Berta Tarrida contro Sara Zarantonello, rigoroso silenzio al palalido, parte la giocatrice spagnola Tarrida, la parata di Sara Zarantonello con il guantone, e allora entrambe le formazioni si tolgono il 10° fallo, entrambi lo sbagliano, ora è Ghirardello, rovescia a incrociare, poi forzato a sparare su
Meneghello, mentre qui rivediamo la punizione di prima, bravissimo Sara Zanantonello a non cascare alle finte di Berta Tarrida e ad allungare il guantone. Poi pallina che sarà per Matera con Rebecca Taccardi, un po' di spazio per lei, poi preferisce aspettare e ritornare da Pamela Lapolla. Gira a 3 ora Matera con Maniero, poi pallina dentro, la deviazione di Taccardi fuori misura per Grazie Valdagnesi con Taccardi, spazio, poi Tarrida. Lorenzato non riesce a trovare l'anticipo, poi la piccadigna di Berta Tarrida senza trovare lo specchio della porta. 11° fallo commesso da Matera, 14:09 al termine, con Ghirardello imprecisa sul passaggio. Taccardi a recuperare sfera, può ripartire Matera con Tarrida, la sterzata poi dentro per Maniero, poi è Taccardi. Zarantonello, mostruosa Sara Zarantonello a dir di no ancora una volta alle attaccanti di Matera. Poi è Valdagno con Orsato per Ghirardello, la girata allontana, poi Maniero, il taglio dentro, non riesce Pamela Lapolla ad andare a trovare lo specchio della porta. Lapolla porta poi a cercare Maniero, carica la conclusione, la prova, fa buona guardia a Lorenzato. Lapolla dentro la pallina, Taccardi, ancora Lapolla, ancora, e chi se non sarà Zarantonello in allungo a dire di no, con Lapolla si gira, va sul piatto, pallina a 2. Allora Valdagno che prepara un doppio cambio, mentre rivediamo qui la conclusione di Taccardi, non riesce ad alzarla, non riesce a trovare lo specchio della porta. La Polla, Rossetto salta benissimo fuori dal blocco con Maniero, pallina dentro, Orsata ad allontanare, poi è Maniero a recuperare palla, la pressione di Rossetto, poi occhio perché Valdagno ora è scoperto con Tarrida dentro, non riesce a concludere, Taccardi allontana Ferronato. Valdagno ora un po' corto di ossigeno e infatti coach Eddie Randon va a chiamare time out. Poi recupera palla Ferronato, è un 3 contro 2 dentro, ha cercato il passaggio complicato Ferronato, non trova la pallina. Orsato, la pressione ancora di Valdagno che non riesce poi a recuperare palla, lo fa sì con Rossetto, pallina sopra, stecca sopra il capo di Rebecca Taccardi. Time out chiamato a 12 tondi. Valdagno che fa lo switch dei portieri, esce Sara Zarantonello, entra Nicole Bonato, mentre qui ancora la punizione di prima col miracolo di Sara Zarantonello. Ne ha fatti un paio, no Luca, di miracoli Sara? Sì, in questo minutaggio Sara Zarantonello ha fatto il suo, ha fatto un gran bel lavoro, adesso passa la palla a Nicole Bonato e vediamo come si comporterà anche la nostra Nicole, insomma. Ora sono 12 tondi, falli di squadra 10 Valdagno, 11 Matera, sono entrambe lontane dal 15° fallo che riporterebbe ancora le formazioni sul dischetto dei 7:40, due formazioni che non se le stanno a risparmiare, attaccano entrambe senza paura. Allora ora c'è da capire chi ce ne ha di più, anche se è una partita che per i fini della classifica è un po' a sé, non o che vinca Valdagno o che vinca Matera, entrambe si beccherebbero in semifinale, perciò è più che altro capire come le due squadre gestiranno ora il fiato, le energie e l'ossigeno
con Taccardi, poi Rossetto ad allontanare, Tarrida a recuperare, la lascia per Pamela La Polla, può andare La Polla dentro, Taccardi a recuperare palla, ancora Taccardi, accompagnata Nicole, ci mette il guantone a dir di no, l'accompagnata di La Polla, poi ancora Maniero dentro, La Polla cerca il numero difficile, non gli riesce, un 2 contro 2, Orsato poi dentro, Ferronato non arriva a metterci il bastone, ora è un 4 contro 2 con dentro Bonato, miracolo del portiere col numero 51. Rivediamo qui con Tarrida aggancio, accompagnata, ci mette il guantone Bonato Nicole, allora è pallina a 2. Due grandi interventi in pochi minuti per Nicole Bonato, quindi Sì, è interessante da vedere, mentre ora c'è il contropiede con Ferronato, riesce a passare Ferronato, poi è Maniero che con la stecca riesce ad allontanare, passaggio così e così, riparte Pamela La Polla, va a cercare l'accompagnata, la allontana Lorenzato, poi ancora La Polla dentro, fa buona guardia a Valdagno, riparte Lorenzato poi non trova le alze, schiaccia, riesce a passare La Polla per Maniero, spazio, finta dentro, riesce a respingere Valdagno, ancora Matera, Valdagno riparte con Orsato, va, poi gli sfugge la sfera, mentre rientra anche Teresa Messora con la giocata di Tarrida, poi La Polla dall'altra parte per Maniero, aspetta, si rifugia dalla propria capitana, poi Francesca Maniero in possesso di pallina dentro, Taccardi a recuperare palla, il taglio ignorato, poi Taccardi per Tarrida, recupera sfera Valdagno con Rossetto, poi l'esperienza di Pamela La Polla a metterci la stecca 2 volte, riesce a passare La Polla, accompagnata, chiude Orsato, fa esultare tutta la panchina di Valdagno con Tarrida, spazio per il rovescio, non arriva la deviazione di Matera, ancora La Polla per Maniero dentro per Taccardi, ancora Maniero, si gira, prova il passaggio su Maniero, lo sporca Lorenzato, poi Taccardi, ancora Maniero e ancora Tarrida, riesce a passare Berta Tarrida, poi pallina dentro, la deviazione di Bonato a dir di no sul tentativo di spizzata in aria, con Valdagno che manovra ancora con Orsato, spazio per la conclusione, Meneghello riesce ad allontanare da vantaggio Rago, allora può andare Pamela La Polla, va sul rovescio dentro, non ci arriva la macchia, non ci arriva Taccardi, poi Messora riesce a passare dall'altra parte, Orsato non riesce a stoppare e allora è 3 contro 2 con Tarrida per La Polla, fondamentale Ludovica Rossetto, poi recupera una gran palla, riparte Valdagno, 3 contro 2, Rossetto, poi fallo commesso da Valdagno, entra Luisa Lamacchia, esce Rebecca Taccardi, ora Matera va a mettere una giocatrice d'aria formidabile come Luisa Lamacchia, allora è Maniero a gestire il possesso della pallina dietro porta, Maniero passa sulla casco, ancora Bonato Nicola a dir di no, poi Messora per Lorenzato, deve allontanare, non riesce, dentro Tarrida, la steccata a tiro di rigore, time out chiamato da Valdagno col rigore per Matera. Rivediamo qui la triangolizzazione, poi
arriva la bastonata sul bastone di Tarrida e allora è tiro di rigore a 7:28 al termine del primo tempo. Valdagno 1, Matera 1, le reti di La Polla per Matera e Teresa Messora per Valdagno portano il risultato in totale parità. I falli di squadra sono 10 per Valdagno, 11 per Matera. Ora la formazione materana ha il rigore che potrebbe portarla avanti, mentre rivediamo qui ancora l'azione che ha portato alla decisione di Alfonso Rago. Vediamo chi si incarica, è Luisa Lamacchia dal dischetto. Per lei sono 22 reti in campionato, un rigore su uno trasformato. Rigoroso silenzio, poi esecuzione perfetta, pallina sotto l'incrocio. Valdagno 1, Matera 2, il gol è della bomber Luisa Lamacchia che fa 2-1. Rivediamo qui, esecuzione perfetta, riesce a mettere la pallina sotto l'incrocio dei pali, imparabile per Bonato Nicole. E allora Valdagno che deve andare a ritrovare il pareggio con Ghirardello, poi è Pamela La Polla con ancora lei a manovrare Sfera, poi passaggio a cercare una giocatrice che non la trova e allora Rossetto riesce a passare Ghirardello, poi passaggio impreciso, riparte La Polla, Maniero, la sterzata, Messora riesce per un solo istante a sporcargli la pallina, ancora La Polla, poi è Tarrida, aspetta, poi va dietro porta da Maniero, Tarrida, la macchia, ora Matera che fa girare palla senza troppa voglia di andare a concludere con Maniero, ora non riesce a superare Bonato, dall'altra parte è Orsato che spara sul casco di Meneghello, poi recupera palla Orsato, gancio fuori e questa era una grande occasione per Valdagno, ancora Rossetto, poi Valdagno con e può ripartire Matera, allora è Tarrida, carica al rovescio, poi pallina rimane lì, la macchia non riesce a trovare la deviazione vincente. Tarrida in possesso di pallina, Veronica, ancora Tarrida dietro porta, poi Bonato con la mano a dire di no, l'accompagnata di La Macchia, allora Valdagno a recuperare ancora palla, può andare Rossetto, la chiusura, poi Messora a rischiare qualcosina, Valdagno ancora in possesso di Sfera, Orsato carica la conclusione, pallina al lato, Maniero chiama pressione coach Eddie Randone quando mancano 5 minuti al termine, con La Polla lo scarico per Tarrida, La Macchia, poi la pressione di Rossetto, ancora La Polla in diagonale per Maniero, poi Tarrida e successivamente ancora La Polla lo scarico con l'ex Voltrega, poi la pressione di Valdagno con La Macchia che riesce a mantenere Sfera, fallo di squadra numero 11 commesso da Valdagno, punizione in favore di Matera con Maniero per La Polla, spazio per il diagonale, lo tiene basso, la conclusione la giocatrice numero 6 ancora Ghirardello, poi
va sul rovescio con la Veronica, è Tarrida per la Polla, dentro è ancora Nicole ad allontanare ulteriori minacce, riparte Valdagno 3 contro 2, Orsato dentro, Ghirardello non trova la pallina, poi è la Polla con la macchia, non riesce, è ancora un super Bonato Nicole a dir di no, e qui il fallo di Valdagno commesso da Rossetto ai danni di Pamela La Polla, e dunque si rimane sempre sul 2-1, time out chiamato questa volta in sponda Matera, mentre qui rivediamo il testa a testa. La Polla forse un po' troppo egoista, cerca la conclusione e non riesce a trafiggere Bonato, allora si rimane sempre sul 2-1 per Matera a 3:50 il termine. Ora che tempo si fa sempre più agli sgoccioli per Valdagno, mentre Matera dovrà essere brava a gestire questi ultimi minuti di gioco per portarsi a casa il secondo posto e per arrivare alla semifinale scudetto, sapendo di aver avuto in campionato 2 risultati a favore. Suona la prima sirena, quella per i portieri, mentre si aspetta la seconda con le 2 squadre che rientrano ora in pista. Sarà punizione per Matera sul vertice basso della difesa valdagnese, con ancora Maniero in possesso di sfera a cercare Luisa Lamacchia, poi è la Polla, ancora la Polla riesce a passare, poi la Polla prova a far partire l'accompagnata senza però riuscire a dar forza, allora riparte Valdagno in contropiede ancora con Ghirardello e Messora. Ghirardello poi non riesce a passare e allora la macchia poi non riesce a trovare il no look per la Polla. Messora ancora per Valdagno sul rovescio, accompagnata a dire di no è sempre Giorgia Meneghello. La Polla ora calma per la capitana di Matera, apertura su Maniero, poi la Polla, la pressione di Rossetto, la Polla deve cercare in diagonale Tarrida, riesce nel controllo di sfera, poi aspetta il blocco, il movimento di qualche compagno, alla fine si fa vedere la macchia e la serve ancora Tarrida, spazio per lei, Maniero, la pressione altissima su la Polla, Valdagno a recuperare palla e allora c'è spazio per un 3 contro 3 con Messora poi a non trovare nessun compagno, avevano cercato il taglio, allora la Polla riesce a passare, poi la frenata, la Polla giù per Francesca Maniero, vantaggio per Rago, è un 3 contro 2, Orsato dentro, poi 3 contro 1 dall'altra parte, la macchia, la Polla, Bonato monumentale, e qui poi devono entrare i soccorsi. Ora proteste vistose contro
Rago che fa riprendere il gioco, allora è Orsato, non riesce a passare, poi Taccardi, Orsato ancora a recuperare sfera, Orsato poi si va a infilare nell'angolo, riesce a recuperare palla Tarrida, la pressione alta di Valdagno con Ferronato per la Polla, riesce a passare la Polla, poi si allunga un po' troppo la pallina, non riesce ad andare a concludere Taccardi, poi dietro porta ancora la giocatrice numero 27, serve Pamela La Polla, i blocchi, ora è ancora Maniero, 1 minuto al termine della partita con la pressione di Valdagno, deve andare a recuperare palla Teresa Messora, poi incrocia il passo, prova a ripartire, allarga su Cestonaro, ancora blocco, fallo in attacco commesso dalle giocatrici di Eddie Randone. Allora 38 secondi con Matera che potrà mantenere palla fino alla fine. Taccardi giro dietro porta, poi Orsato a recuperare palla, 20 secondi, Valdagno deve provare l'ultimo attacco, Cestonaro riesce a passare, Cestonaro dentro Meneghello, monumentale Giorgia Meneghello a mantenere il vantaggio per Novara, riesce ad trattenere la conclusione, allora è ingaggio a 2, la Polla a recuperare la palla, poi dietro porta allontana 5 secondi, 4-3, termina qui l'incontro. Allora alla palladino di Valdagno Matera si impone con un 2-1, una bella partita che vede la vittoria della formazione campione d'Italia per 2-1. Luca, una bella partita, no? Una bella partita combattuta fino alla fine. Come dicevamo prima, forse qualche imperfezione in più da parte del Valdagno ha fatto sì che Matera portasse a casa questo incontro.